Rieccoci insieme, ben ritornati qui con noi, siamo come sempre in diretta. Tempo di bilanci, tempo di considerazioni sotto vari profili, vari punti di vista, tempo anche di proiezioni, insomma di guardare con una lente di ingrandimento la realtà che ci circonda. Noi per parlare di economia naturalmente, ma cosa più dell'economia è più importante, perché anche la politica si muove attorno all'economia, la politica poi è in particolare fermento a questo punto, però a tutti quanti noi interessa quella che è la ripercussione sul territorio delle varie azioni e manovre. Quindi vediamo cosa si sta muovendo e cosa si è mosso sul nostro territorio. Con Roberto Crosta, segretario generale della Camera di Commercio di Venezia. Ben ritornato in nostra compagnia. Grazie, buongiorno a tutti. Allora segretario, vediamo un po', facciamo un bilancio di un anno horribilis, si può definire così oppure no? Diciamo un anno piuttosto complicato, un anno difficile sotto tutti i punti di vista. Gli indicatori economici, sappiamo anche quelli macro, non sono tra i migliori, nonostante ci siano stati alcuni dati sicuramente positivi, come quelli legati allo spread, ai dati generali, però poi quando si fa a fare i conti, come diceva lei, con la vita di tutti quanti i giorni, cioè con le imprese, con il lavoro, con la disoccupazione, con i redditi, con tutte quante queste cose qui, dati positivi non ne troviamo moltissimi. Quindi abbiamo sì un aumento di imprese, ma è un aumento di imprese non molto strutturato, questa è la prima cosa. C'è un aumento della disoccupazione perché continua ad essere molto marcato anche questo aumento, soprattutto nel settore giovanile. I redditi sostanzialmente sono fermi, anzi si sono impoveriti di fatto perché quegli aumenti che ci sono stati non reali, perché da un punto di vista reale c'è stato un aumento di tassazione che ha più che compensato questo recupero, diciamo così. E quindi è una situazione che sicuramente non vede un anno molto favorevole nel 2012, con delle punte positive sicuramente sulle imprese che esportano, perché le esportazioni continuano a tenere, con delle punte positive sulle imprese che fanno del loro settore di attività quella che è la creatività e l'innovazione spinta, anche queste continuano a tenere, però stiamo anche vivendo un momento molto difficile, soprattutto per il commercio, nonostante siamo a qualche settimana dal Natale. Questo è un settore e infatti in il grande commercio, anche dall'indagine condotta SVG Confesercenti, indica veramente un crollo, un arrestamento preoccupante, perché si pensava che in questo periodo ci fosse una leggera ripresa, invece a causa di una tassazione che comunque è pesante, tanto per chi esercita il commercio quanto per chi invece dovrebbe essere consumatore, quindi tutti i cittadini, psicologicamente per alcuni e invece fisicamente proprio per altri ha rallentato bruscamente. Questo porta a un PIL ulteriormente negativo, no? Assolutamente sì, e poi dal mio punto di vista ci sono state anche delle dichiarazioni da parte dei nostri governanti che vorrei dire improvvide. Cioè? Ad esempio quella sulla questione sanitaria. Una dichiarazione sulla questione sanitaria ha creato un allarme, una preoccupazione fatta a una settimana dal momento in cui le persone andavano a riscuotere le tredicesime, ha creato una preoccupazione globale, perché sicuramente uno magari può rinunciare a mangiare un certo cibo e dire vado a fare la spesa nei supermercati a basso prezzo, però sulla sanità non si scherza, sulla sanità non si può scherzare. E fare un annuncio di dire ma non sappiamo se la sanità sarà ancora pubblica, se diventerà privata, quanto dovremo fare, capisce che questa ha avuto, parlando di proiezioni, un impatto devastante da un punto di vista di preoccupazione e di senso di attesa. Il commercio, come diceva lei, vive un momento difficilissimo, drammatico, anche perché appunto già c'è una tassazione sulle imprese a livello esasperante. C'è sempre questa incognita dell'IVA, cioè noi a tutt'oggi non abbiamo ancora ben capito cosa accadrà nei prossimi mesi, se questa IVA aumenterà o non aumenterà, cosa succederà, perché non è che sia stata tolta l'ipotesi dell'aumento dell'IVA, è stata, diciamo così, differita la valutazione e questo genera degli effetti non assolutamente positivi. E poi appunto c'è un senso generale, e questa è la cosa peggiore, perché poi
In economia, paradossalmente, anche nelle scelte della famosa signora Maria, contano le aspettative sul futuro. Sì. E le aspettative sono tante volte sensi di attesa, e il senso di attesa non è particolarmente positivo in O di questo momento. frustrazione, che è la cosa altrettanto preoccupante. Assolutamente. E questo sta generando anche, io ieri ero a Roma per un incontro al Ministero per tutt'altri motivi, ma ormai al Ministero dello Sviluppo Economico le manifestazioni davanti sono giornaliere. Ieri Ecco perché questo non viene detto, questo è un altro aspetto. Ogni volta che voi venite da Roma, esatto. eccetera, ci date notizie Esatto. che poi non girano per i giornali, i media non fanno vedere nessun tipo di immagine. Perché girano le grandi cose, no? Gira la crisi... No, quel che si vuol far girare, diciamo anche così. Fanno gira quel che conviene. Giustamente, Sì, l'Alcoa, gira la Fincantieri, gira l'Ilva, ma non gira, per esempio, che ieri davanti al Ministero dello Sviluppo Economico c'erano 2000 informatori scientifici del farmaco che protestavano. Non gira 2000, mica un numero rilevante. Non girano tante altre informazioni perché magari sono settori più di nicchia, fanno meno notizia, non si vuol far girare. Però quelle 2000 persone lì, viste dall'orizzonte di una Camera di Commercio, sono 2000 imprenditori. Sì. E questo è il tema, perché quelle persone lì generalmente non sono assunte dalle imprese per cui lavorano, ma sono iscritti da noi come agenti e rappresentanti di commercio, quindi sono 2000 partite IVA, 2000 Che imprese. cosa lamentavano nella fattispecie? Loro lamentavano la problematica relativa a sovvenzioni e ad altri aspetti. Però il tema generale che c'è in questo momento qui, un'impresa, che siano gli informatori del farmaco, che sia il commercio, che sia la grande impresa, che sia la piccola impresa, che sta vedendo una politica governativa probabilmente fatta per necessità virtù di fortissima attesa da un punto di vista di riscossione delle imposte, ma dove lo sviluppo economico, come ne abbiamo già parlato anche altre volte qui, certo, non è stato fatto. Questi decreti crescita. Questo benedetto sviluppo è quello che la produttività, lo sviluppo è stata una cosa che tutti aspettavano quasi per primo. E invece è stato sempre accantonato, doveva essere febbraio, marzo, aprile, maggio, e siamo arrivati adesso non ancora. Ma allora è impossibile parlare di questo? Non c'è la volontà forse? Allora, questo si chiedono un po' i cittadini. Io la vedo da un lato da cittadino, da un lato da uomo di macchina. Credo che ci siano diversi cofattori. Sicuramente la situazione che questo governo ha ereditato era una situazione molto complicata e questo è fuori di dubbio. Sì. La seconda questione però è che un governo di tecnici, che probabilmente ci voleva, non voglio mettere in dubbio questa cosa, però ha una distanza dalla vita reale molto forte. Questo è il tema di Questo fondo. Quindi lo riscontrate anche voi? Assolutamente sì. E io lo riscontro proprio anche nel mio lavoro, nel senso che in quest'anno si sono susseguite una serie di normative nei confronti degli enti pubblici che sono tecnicismi che sottraggono risorse economiche e tempo. Una cosa per esempio che io l'ho già detta ma continuo a dirla perché non ho nessun problema, è che si denuncia sempre troppo poco, è che solo le camere di commercio italiane, quindi una nicchia della pubblica amministrazione, però guarda caso l'unica nicchia che in questo momento sta guardando con grande attenzione al mondo produttivo, riversano all'erario in tagli secchi che vengono dati con norme di legge quasi 20 milioni di euro. 20 milioni di 20 euro. Milioni di euro. Ma dove finiscono tutti questi soldi? Finiscono al bilancio dello Stato. È drammatica la cosa. Cioè, è possibile che la spesa pubblica sia infinita? Cioè, è una cosa che non ci si dà una spiegazione, dove veramente tagli forse più pesanti deve essere fatto l'apparato dello Stato come ed è quello ministeri che non è stato fatto, esatto. Perché si taglia il periferia, si parla anche adesso, magari ceneremo anche dopo la riforma camerale che certo. Cosa porta, che però già vediamo le ripercussioni sul territorio, ma si parla sempre delle margini più piccoli, dei rametti, ma il tronco che fa acqua da tutte le parti. E questo è il tema di fondo, nel senso che noi su queste risorse che riversiamo, parlo per la mia Camera di Commercio, che è una Camera di Commercio media, medio-grande, diciamo così, più media che grande, l'anno prossimo la terza voce di
di spesa, tolte vabbè, le spese del personale di funzionamento, che però Certo. alla terza voce di spesa, oltre i bandi e i consorzi fidi, diventerà questa voce di introito verso lo Stato. Che noi abbiamo detto, va bene, facciamolo, non c'è problema, però che lo Stato li ridestini per le imprese, li rimetta a Infatti, vantaggio delle imprese. quello che tutti si auspicano. Non li poi, tra rimetta nel l'altro. calderone, perché qui il tema di fondo è quello che dice lei, cioè la sensazione è che ci sia nei confronti dei comuni, degli altri enti sul territorio, una ricerca quasi ossessiva di tagliare la spesa, ma che non si voglia intervenire in modo deciso sulla spesa generale dello Stato e soprattutto che non si voglia intervenire con alcuni correttivi che sarebbero abbastanza semplici, che sono quelli di avere ad esempio alcune spese, qui non lo dico nel senso antifederalista, ma assolutamente nel senso contrario, alcune spese monitorate a livello centrale. Un esempio che io porto sempre: non è possibile che nella sanità alcuni prodotti costino importi completamente diversi in regioni diverse o in province diverse. Il famoso costo unitario da valutare attentamente. Questo standard deve esserci, standard. questo deve esserci. E questa è una sofferenza che io sento nei comuni, che sento nelle camere di commercio, perché alla fine che succede? Che poi per rimanere in piedi devi tagliare i servizi. Infatti, ma lì alla fine, siccome c'è anche l'apparato burocratico di cui si parla forse non abbastanza, perché tanto la colpa è stata data ai politici, che ne hanno una grossissima responsabilità, però poi tutti i politici interpellati alla fine dicono: vai lì e vedi cosa c'è dietro, l'immobilismo totale, le decisioni le prendono anche grandi burocrati che hanno grandi redditi e gestiscono le fila di determinati meccanismi. Stiamo parlando di uno Stato che ha una corruzione altissima, un apparato, Certo. una corruzione altissima, perché questo è un segnale, altrimenti si sarebbe agito agevolmente, cioè un Monti avrebbe avuto, se non ha avuto lui gli strumenti, chi può averne? Assolutamente, qui infatti c'è sicuramente da fare un plauso al governo per questa norma sull'anticorruzione che è stata approvata. Però vede, il tema della corruzione in Italia non è un aspetto legislativo o normativo, è più un aspetto culturale. Ed è gravissima questa cosa. Quindi la grande leggerezza dell'italiano. Esatto, quando diventa un aspetto culturale dove si tollera il fatto che per far funzionare determinati meccanismi si debba provvedere con sistemi illeciti, paradossalmente sono normativamente illeciti, ma corrono il rischio di diventare moralmente leciti. È un paradosso questo che sto dicendo. Però è un tema che io sento ricorrente, questo qui, è legato anche alla questione a volte dell'evasione fiscale, legato a tanti macro temi. E qui c'è da fare un passaggio probabilmente di riappropriarsi di un senso dello Stato diverso, e probabilmente dovrebbe essere lo Stato che prima di tutto si riappropria di un senso dei cittadini diversi. I cittadini non sono, visto che è stagione, agrumi da spremere, non sono soltanto potenziali soggetti tassabili, ma sono soggetti che prima di tutto hanno bisogno di servizi. Probabilmente se la pubblica amministrazione, se lo Stato riuscisse a rivedere i cittadini in quest'ottica qui, anche i cittadini riuscirebbero a vedere lo Stato in un'ottica più perché si sta creando uno scollamento pazzesco, enorme, molto più enorme. Enorme. Lo scollamento, io lo sento, guardi, noi qualche settimana fa abbiamo fatto una manifestazione che è la premiazione del lavoro, dove, proprio 2 settimane fa, dove abbiamo premiato 100 persone che hanno dedicato, 100 imprenditori, 100 lavoratori che hanno dedicato la vita al lavoro, alcuni provenienti dall'estero. E poi alla fine della manifestazione, parlando con le persone che erano state premiate, usciva un senso di frustrazione, come si diceva prima, rispetto al momento che stiamo vivendo. E un senso di gratitudine nei confronti di questa manifestazione che è infatti, piccolissima, esatto, però è molto significativa. Di aver riconosciuto però a queste persone questa cosa. Sì. Allora io ho detto, a volte ci vorrebbe poco, cioè basterebbe proprio far riconnettere quei tessuti nervosi, chiamiamoli così,
di non avere lo scollamento. Questa è una cosa che si sente in modo veramente molto forte in questo momento. Assolutamente. Interrompo un attimo, andiamo in pubblicità rapidamente e poi torniamo su questi temi, vediamo anche di svilupparli ulteriormente. Ecco, un altro aspetto importante nel fare il riconoscimento quindi alle professionalità che hanno acquisito e hanno conquistato e dato molto anche, sia al lavoro che alla società, perché entrambi i versanti. E il mondo dei giovani invece, è questo che allora se ne parla, desta preoccupazione, però sembra che proprio più di tanto non è che interessi, non interessa perché abbattendo anche le famiglie dove i giovani si trovano e ci staranno per tantissimo tempo, perché realisticamente ormai siamo in questi paradossi, non si dà nessuna mano alla crescita né di nuove famiglie né di giovani all'interno di queste o fuori, che dir si voglia, perché è questo anche un giovane che potrebbe avere un lavoro che ce l'ha per 6 mesi, poi non ne ha più per altri 6 mesi perché il nuovo contratti e tipologia che ha fatto la Fornero questo dà. Ma che cosa può fare? Nulla, neanche aiutare i propri genitori, che magari uno dei quali può aver perso il lavoro nel frattempo, 55 anni, manco lo troverà più anche lui. Anzi, è vero il contrario, sono i genitori che aiutano i figli. No, sono i nonni addirittura, adesso sentiamo tanti che possono... E qui si aprono due aspetti di scenario molto preoccupanti prima di arrivare ad alcune risposte. Il primo è un aspetto, per carità, molto banale, ma è di sostenibilità pensionistica del Paese, no? Nel senso che le pensioni attuali, ma è sempre accaduto così per quanto ci siano gli accantonamenti, sono pagati da chi attualmente lavora. Ora, nel momento in cui non ci sarà più chi lavora continuativamente e soprattutto si allunga la vita professionale, questo genera un primo problema. L'altro aspetto è quello che diceva lei, l'aspetto sociale. L'aspetto sociale perché purtroppo del tasso di disoccupazione dei giovani se ne parla il giorno che viene rilevato il dato, dopodiché non se ne parla più. Assolutamente più. E soprattutto ormai siamo arrivati ad una cosa che a mio parere è drammatica e io la invito e mi rendo disponibile anche a confrontarmi, a venire a parlarne qui in studio con imprenditori, con chi è, a dire vabbè, abbiamo capito che c'è il 33%, ma come si guarisce dal 33% di disoccupazione? Infatti. Perché altrimenti diventa come che si facesse la diagnosi di una malattia, per carità, o la dichiariamo incurabile, allora non c'è soluzione, ma ormai anche le malattie che sono dichiarate incurabili si fanno dei tentativi. Quello che manca, secondo me, in questo momento sono i tentativi. Che risposte si possono dare? Secondo me ce ne sono due principali. Una è quella che nel nostro piccolo noi stiamo tentando di fare, di sostenere con delle politiche chi vuole iniziare a fare impresa, quindi spiegare cosa vuol dire, politiche di sostegno, corsi di formazione per chi fa impresa, corsi non soltanto orientati a raccontare teoricamente che cos'è, ma anche a far incontrare questi ragazzi con imprenditori che già fanno impresa, per fargli cogliere il bello e il brutto del fare impresa, perché non è che ci sia soltanto il bello. Certo. E perché parlo che si deve ripartire dal creare imprenditore? Perché se c'è l'impresa si crea il lavoro, se non c'è l'impresa non si creerà mai il lavoro. E la seconda questione che c'è da fare è sicuramente quella di valorizzare le eccellenze. Cioè noi dei giovani ormai ne parliamo come di un problema, ne parliamo come di quelli che vanno sulle piazze a manifestare, ne parliamo come di persone soltanto scontente. Però ci sono tanti giovani... O che si accontentano. Di troppo poco, esatto. Infatti. Sono i due paradossi. O li definiamo bamboccioni, sfigati, a seconda di chi interviene nel... Però un bellissimo progetto che noi stiamo facendo con la Prefettura di Venezia, con il prefetto Domenico Cuttaia, che è una persona che ha avuto questa grande intuizione di dire ma iniziamo a parlare di giovani in termini positivi, iniziamo a pubblicizzare i giovani che costruiscono qualcosa, iniziamo a rendere... come esempi, un po' come esempio, sia nel sociale, sia nell'impresa, sia nell'arte, sia nella creatività. Valorizziamo questi talenti, non nell'ottica di dire è uno su 1000, ma nell'ottica di dire
ci sono tante brave persone, tanti giovani che nonostante tutto hanno deciso di impegnarsi e di disimpegnarsi. E sono la stragrande maggioranza anche del 33 o del 36, adesso non ricordo più per cento, certo, della disoccupazione. L'ultima battuta che vorrei fare su questa cosa è la questione mercato del lavoro. Questo è un aspetto d'ansia, veramente, d'ansia, perché le prospettive che dava anche il sindacato sono alquanto terrificanti. Esatto. Ma il tema è che quando ci viene proposto che la riforma Fornero è una riforma che liberalizza il lavoro, che creerà più occupazione e quant'altro, manca il soggetto, e cioè chi crea occupazione, chi darà più lavoro. Perché se io creo degli strumenti ma poi non ho il soggetto che prima di tutti li attua, la risposta è amara, nel senso che la pubblica amministrazione, che prima era una sorta di ammortizzatore sociale anche da un punto di vista di assunzioni, è completamente bloccata. Io credo che se tutto va bene, in Camera di Commercio di Venezia, la prossima assunzione riusciremo a farla forse fra 3 o 4 anni. Mamma mia! Quindi cioè, non domani mattina. Allucinante. Quindi non domani mattina. Perché con i vincoli che ci sono stati posti... Perché avete anche voi un patto di stabilità, insomma. Non è un patto di stabilità, abbiamo dei vincoli. Noi possiamo spesa, assumere ecco, nei limiti del 20% dei cessati dell'anno precedente. ma siccome devono starci al lavoro... Esatto, se tutto va bene, ripeto, la prossima assunzione sarà fra un 3 o 4 anni. E come questo tutte le Camere di Commercio, tutti i comuni, quindi non c'è una prospettiva di dire gli enti pubblici tornino a fare, adesso c'è questo grande problema di precari della pubblica amministrazione, ma lo sappiamo da tempo che ci sono. Il problema è che questi precari nella pubblica amministrazione non sono precari, ma sono persone che sono state assunte con contratti precari, ma per far fronte ad esigenze stabili, perché non si può assumere stabilmente. Quindi torniamo al punto di partenza. Quando rimarranno a casa, anche da me, noi ci troveremo costretti a tagliare servizi, perché non è che potremmo aumentare efficienza, lo stiamo facendo. Infatti, perché la risposta, l'osservazione che molti fanno dicono sì, ma non relativamente alle Camere di Commercio, perché poi pochi conoscono le dinamiche della Camera di Commercio, ma dicono degli enti pubblici o parastatali e quant'altro, ma perché allora non si aumenta l'efficienza quando vedi che molti hanno un lavoro a rilento rispetto al privato dove ci sono ritmi più... Guardi, io sono diventato segretario generale 5 anni fa e il gruppo Camera di Commercio di Venezia contava 217 persone, comprese le emanazioni, le aziende speciali, quant'altro, 217 persone. Noi abbiamo fatto una politica di razionalizzazione forte dei servizi e siamo arrivati ad essere oggi in 182. In 182 facciamo più cose di quelle che facevamo 5 anni fa. Però l'arancia è spremuta, cioè adesso c'è stata già questa razionalizzazione, quindi l'avete subita. Potremmo avere un altro margine di recupero di un 5%? Sicuramente c'è, fisiologico. Potremmo avere un altro margine del 10%, va bene, ma oltre non ci vai. Oltre quelli, ripeto, o tagli... C'è la curva in discesa. O tagli o riduci i servizi. Noi per esempio già alcuni servizi di sportello abbiamo iniziato a ridurre gli orari, perché proprio fisicamente non ce la si fa più. Noi abbiamo un'azienda speciale a Chioggia che segue tutte le vicende del porto, dove noi con 10 persone stiamo tenendo in piedi una struttura portuale che, c'è qualcuno che si diverte a dire sono pochi, io dico però ci sono, genera movimento di 700 camion al giorno in entrata e in uscita dal porto, quindi se questi escono ed entrano dal porto vuol dire che qualcosa da trasportare c'è. Certo, sì. Però oltre questo non riesci ad andare, c'è un limite fisiologico. E quindi il tema del lavoro è che, tornando a bomba, bisogna costruire i soggetti. I soggetti in questo momento sono le imprese che dovrebbero ripartire, che dovrebbero rimettersi in moto, che dovrebbero rifar ripartire quel circolo virtuoso. Ma le imprese, e si torna dal punto dove eravamo partiti, in questo momento sono così tanto schiacciate da un mercato in grandissima crisi, da una politica fiscale difficilissima,
sono pochi quelli che assumono, questo è il tema. Ecco, secondo lei effettivamente per far sì che ci fosse una maggior possibilità di assunzione, è vero quanto hanno sostenuto alcuni imprenditori che ci vorrebbe una maggior flessibilità in uscita che non è stata fatta, o questo provocherebbe un'instabilità ancora più forte di un sistema che comunque, che dir si voglia, è abbastanza già instabile? Perché questo lamentano gli imprenditori, dicono sì, maggior flessibilità in entrata, sì. in realtà quel che manca è in uscita. E non hanno torto, non hanno torto. Nel senso che i sistemi dove ci sono flessibilità in entrata e in uscita generalmente funzionano meglio rispetto a quelli dove c'è una flessibilità in entrata diversa. Anche se anche qui la riforma Fornero sulla flessibilità in uscita ha dato dei segnali, nel senso che il reintegro di un lavoratore licenziato è molto più complicato rispetto a prima. Però il tema torna ad essere non tanto la flessibilità in entrata e in uscita, ma torna ad essere la questione relativa al mercato del lavoro, se è in grado di assorbire o meno le eccedenze che si creano o quant'altro. E qui un problema che in Veneto noi abbiamo iniziato ad avere, è che fino a qualche anno fa noi eravamo abituati ad avere quella che si chiama la disoccupazione frizionale, cioè una disoccupazione quasi volontaria. Sì, oppure di persone che comunque non cambiavano avevano lavoro. Sì, esatto. È la prima volta che noi ci troviamo a gestire un fenomeno di disoccupazione involontaria ed è uscito in un momento di crisi, e quindi il problema, come diceva lei, è che il lavoratore che a 55 anni si trova in cassa integrazione o licenziato o quant'altro, non si ricolloca tante volte, non perché non vuole ricollocarsi, ma perché non c'è un sistema impresa in grado di riassorbire questa cosa, ma non per colpa dell'impresa. Infatti è arrivato anche un messaggio probabilmente da parte di un imprenditore che le imprese hanno difficoltà allo stato attuale per una tassazione, a restare incardinate nel sistema Italia. Ha perfettamente ragione questa persona, cioè è una cosa che noi stiamo vedendo. Io già altre volte continuo a definire gli imprenditori che continuano a rimanere in piedi tutti in questo momento degli eroi positivi che non sono valorizzati. E qui torna l'altro concetto di prima, no? L'imprenditore, noi abbiamo avuto sempre un concetto negativo, perché l'imprenditore era quello che evadeva le tasse, era quello che non voleva pagare le tasse, era quello che faceva la bella vita. Non è vero. Ci sono tantissimi imprenditori che in questo momento stanno toccando il loro patrimonio per tenere in piedi l'impresa. Ed è vero quello che diceva il messaggio che è arrivato, amaramente vero. Non c'è soltanto un sistema fiscale pesante, c'è anche un sistema burocratico molto complicato, dove noi come Camere di Commercio continuiamo a denunciare la necessità della vera semplificazione amministrativa, cioè la necessità... Che non è stata fatta tutto sommato, perché questo si continua a sentire, lo dite voi, che addirittura il paradosso è che lo dicono le Camere di Commercio, che vuol dire che proprio siamo... Ma sì, ma perché allora le Camere di Commercio hanno fatto degli investimenti e dei passi in avanti giganteschi su questo aspetto qui. La telematerizzazione, la firma digitale, il registro imprese completamente informatizzato, la possibilità di accedervi online, il fatto che uno possa spedire la pratica, tutto vero, tutto verissimo. Però se a monte non c'è un sistema autorizzatorio certo, se a monte non c'è un sistema dove se uno vuole aprire una certa impresa sa perfettamente cosa deve fare, il fatto che poi quando arriva da noi in un giorno abbia l'impresa iscritta e l'INPS che parte subito e l'INAIL che parte subito, è irrilevante. Certo. È irrilevante. Infatti noi dovremmo iniziare a ragionare veramente al contrario sullo Stato da un punto di vista di semplificazione amministrativa e non più a dire cosa autorizzo, scusi, a fare un ragionamento di andare a dire cosa autorizzo, ma individuare 4 o 5 cose che veramente sono importantissime, vitali, cliniche sanitarie, attività bancaria, attività assicurativa, promotori finanziari, quelle attività veramente, ma tutte le altre attività, ma viva la libera concorrenza, cioè ci deve essere un mercato veramente concorrenziale, dove uno parte, sa cosa va incontro, sa che regime di tassazione ha,
sa le regole del gioco. Ecco, questo da alcuni è stato visto anche come uccisione del mercato, perché c'è la paura, perché siamo abituati in un qualcosa di calmierato, controllato, di monopoli, di piccole oligarchie, ognuno nel proprio campo. Abbiamo visto quando si sono toccati i taxi, per carità, erano 4 gatti, perché poi si parlava veramente di Roma, Milano e che so io, Firenze, se tutto vuol bene, ma mamma mia, panico alle stelle, poi non è successo nulla di fatto. È mai possibile questo? Sì, beh, diciamo che poi qui la domanda potrei girarla a lei, perché credo che le TV private questo tema del monopolio e dell'oligarchia lo soffrano moltissimo. Il problema è questo, che noi siamo un paese, lei citava prima la riforma delle Camere di Commercio che prima o dopo avverrà, dove tutti dicono che le cose bisogna farle, però bisogna sempre partire da quello a fianco di me. Non c'è un'assunzione di responsabilità vera della situazione che noi abbiamo. E questo io lo dico di nuovo con amarezza, nel senso che con amarezza e anche con una punta di orgoglio di stare a spendere una parte della mia vita professionale nel coordinare i segretari generali del Veneto, delle Camere di Commercio del Veneto, per far capire che la necessità di associare funzioni, la necessità di mettersi insieme, la necessità di appunto liberalizzare, non è una necessità perché ci piace soltanto farlo, ma sta diventando un dovere farlo, che non vuol dire la famosa deregulation che c'era. Io ricordo che se ne parlava negli anni '80 con Reagan, la Thatcher, non vuol dire non avere regole nel mercato, vuol dire avere regole ma uguali per tutti, che è una cosa diversa. Assolutamente. Ecco, dopo arriviamo anche al discorso, dopo la pubblicità, di parlare cosa sta succedendo delle Camere di Commercio, cosa succederà e l'utilità che hanno, perché poi molti, quando si è accennato all'argomento in altre situazioni, ci chiedevano ma che cosa servono, quindi questa è un'altra perplessità dovuta a mancanza di informazione, eccetera. Pubblicità, poi torniamo insieme. Allora, tornando a noi, un po' vedere anche il quadro che vi riguarda da vicino. Si parla di riforma del camerale. Che cosa vuol dire? Di accorpamento? Vabbè, già le province che vanno a sfumare nei loro confini e molti non riescono più a capire. Si parla di città metropolitana e quanto questo può condizionare anche l'opera vostra, perché ha un ambito di azione. E poi questa riforma camerale che lascia interdetti molti. Che prospettive ci saranno? Quindi guardiamo il prossimo anno. Certo. Allora, beh, innanzitutto qui lei citava la città metropolitana, province e quant'altro, c'è la spada di Damocle se il decreto legge verrà convertito in legge, perché con la situazione politica che si è determinata vedremo che accade. Quindi la sensazione è che non... Ma la sensazione è quella che probabilmente si arriverà all'approvazione del disegno di legge di stabilità, ma che questa norma sulle province non verrà convertita in legge. Io mi auguro che sia una sensazione che invece questo percorso di riordino dello Stato continui. Camere di Commercio mi chiedeva, allora la cosa bella della riforma delle Camere di Commercio è che è un'autoriforma. Proprio il 28 e il 29 di ottobre scorso c'è stata un'assemblea dei presidenti delle Camere di Commercio a Venezia, dove è stata varata l'autoriforma delle Camere di Commercio. E è già stato scritto un articolato. Era stato approvato l'inserimento di questo articolato nella conversione del decreto sviluppo che è stato approvato ieri dal Senato, ma le commissioni parlamentari hanno pensato che fosse ultra l'obiettivo del decreto legge e quindi hanno dichiarato inammissibile questo articolato. Noi ci riproveremo, proprio ieri hanno parlato con il segretario generale dell'Union Camere, e l'autoriforma punta sostanzialmente a 3 cose. Uno, non è legata ai territori delle nuove province, nel senso che le specificità delle Camere di Commercio sono sganciate dall'unificazione amministrativa, perché le Camere di Commercio non hanno competenze amministrative, ma hanno competenze di sviluppo sul territorio. Certo. 2, resteranno a regime in piedi le Camere di Commercio che hanno risorse proprie per farcela.
E quindi questo vuol dire che le altre dovranno accorparsi, unificarsi, e non vuol dire perdere le specificità di quei territori, verranno mantenuti dei presidi, però le strutture camerali dovranno avere come primo obiettivo l'autosostenibilità. Noi oggi abbiamo un'autosostenibilità di sistema tramite un fondo perequativo nazionale. Ecco, questo qui non sarà più possibile, ci sarà quindi un disegno dove le Camere di Commercio dovranno essere in grado di rendere tutti i servizi sul territorio, dal registro imprese alla conciliazione. Nella fattispecie vostra, regionale, quante saranno in grado di farlo? Allora, diventeranno quindi imprese autonome, una specie di noi siamo già enti sì. autonomi, assolutamente, sì, per conto nostro. In questo momento, allo stato attuale, nello scenario veneto, tutte e 7 le Camere di Commercio hanno i numeri per rimanere in piedi. Buona cosa questa. E anche se, e qui arriviamo al terzo punto, diventeranno obbligatorie con questo scenario di riforma tutte le funzioni, tutta una serie di funzioni associate, cioè ci saranno funzioni associate a livello nazionale, funzioni associate a livello regionale, per sbloccare quante più risorse possibili sul territorio. E questo, le stime che abbiamo come Unioncamere Nazionale dicono che con questa operazione qui il sistema camerale in generale potrebbe avere un risparmio di spesa da riversare sulle imprese di circa il 20%. Che non è poca cosa. Che non è poca cosa. Ecco, questa riforma riguarderà tutto il territorio nazionale? Assolutamente sì. La vede positivamente? Io sì, la vedo molto positivamente perché c'è una necessità di razionalizzare la spesa nelle Camere di Commercio, non solo nella singola Camera di Commercio, ma a livello di sistema. Molto è stato fatto, molto si deve fare, però c'è la necessità, e inizio a rispondere alla sua domanda con cui chiudeva la precedente parte del nostro intervento odierno, no? Di far percepire di più quello che le Camere di Commercio fanno sul territorio. E questo lo si fa con 2 canali. Uno è l'occasione anche di oggi di poter parlare anche di che cosa fanno le Camere di Commercio sul territorio. Ma il secondo, ed è un po' un nostro credo a Venezia, è quello di fare. Noi in questi anni abbiamo avviato una politica di bandi di finanziamento alle imprese. Questi sono importantissimi, infatti. Su diverse assi di attività. Siamo partiti nel 2008. Dal 2008 ad oggi hanno ottenuto benefici dalla Camera di Commercio di Venezia quasi 7.000 imprese. Allora uno dice, ma cosa sono 7.000 imprese nei confronti delle 90.000 imprese che sono attive? Beh, intanto è già qualcosa. È già diverso dal fatto che prima ce n'erano 7, adesso ce ne sono 7.000. Noi speriamo nei prossimi anni diventino 10, 12, 13, 15. E quindi c'è un'attenzione diversa sul territorio. Le imprese iniziano a percepire la funzionalità della Camera di Commercio. Certo, non tutti la vedono positivamente, quando arriva il diritto annuale c'è una negatività. E la seconda questione è tutta un'attività che noi stiamo facendo oltre al tradizionale registro imprese, che stiamo facendo sul sostegno ai consorzi fidi, agli organismi di garanzia fidi, quindi il credito. Noi stiamo intervenendo molto pesantemente, non solo Camera di Commercio di Venezia, ancora di più Camera di Commercio di Padova sta intervenendo in modo molto pressante su questo tema qui. Quindi c'è tutta un'attenzione diversa al sistema delle imprese, non solo sulla parte burocratico-amministrativa, ma anche su quelle dello sviluppo del territorio. Ecco, questo è secondo me è molto importante, sono anche delle notizie positive, un po' per chiudere in una situazione che è inutile nascondersi, raccontare che sia bella e buona, però tutto sommato quando vengono fatti dei provvedimenti che aiutano il territorio, che danno una mano alle aziende, alle imprese che vivono su questi territori e di conseguenza alle persone, alle famiglie, perché poi tutto a cascata naturalmente, ne giova tutto il sistema. Proprio ultima cosa, battuta di chiusura, che cosa si auspica che ne venga fuori come provvedimento di questo governo, di un governo nuovo? Guardi, io da un governo nuovo l'unica cosa che invoco, le 2 cose invoco, accuratamente anche. Uno è lo sviluppo, politiche davvero per lo sviluppo del territorio, vere. E la seconda è davvero razionalizzare la macchina amministrativa, generale e non soltanto mettere alle strette i territori. Ci vuole il coraggio di andare dappertutto.
Grazie al segretario generale della Camera di Commercio di Venezia, Roberto Crosta, di essere stato qui con noi. Le auguriamo un buon lavoro naturalmente. Grazie. E rinnoviamo poi l'appuntamento, ci ritroveremo presto per fare nuovi bilanci, nuove valutazioni, alla luce anche delle diverse iniziative che voi avete sul territorio per comunicarle giustamente ai cittadini. Grazie a voi di averci seguito, come sempre appuntamento a lunedì in diretta.